Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura qui per le strade di Europa in compagnia del nostro fantastico Valiant Global Traveler XL modello F16H, come potete ben vedere dalla sua scheda. Allora, vediamo un po' di capire più o meno come funziona la nostra azienda, come sta andando per quanto riguarda il lato finanziario, prima di catapultarci nella sezione appunto delle offerte di lavoro. Allora, come potete ben vedere abbiamo ben 20.000 dollari, 20.000 euro e sicuramente nella gestione aziendale potremo capire più o meno come sta andando la situazione. Allora, sicuramente abbiamo effettuato diversi viaggi che ci hanno fruttato abbastanza soldi pari all'ammontare che potete vedere all'interno di questa tabella, ben 4.500 euro giornalieri. Sicuramente la manutenzione del nostro camion in queste ultime settimane è costata parecchio, circa 70.000 euro, in compagnia anche di un ottimo gasolio che viene pagato molto ma molto bene, visto che il nostro camion, grazie a una potenza del motore davvero impressionante, consuma davvero tantissimo. Prima di iniziare una nuova avventura, appunto vi voglio far vedere appunto come funziona la sezione degli autisti, visto che qualcuno anche me l'ha chiesto. Prima di assumere un determinato autista appunto nella nostra gestione, che possiamo notare appunto nella tabella circostante, per adesso ci siamo esclusivamente noi con determinati profitti, determinati guadagni per tenere appunto d'occhio i nostri autisti, possiamo assumerli direttamente dalla sezione stessa e soprattutto assegnare loro un determinato camion che possiamo ben vedere all'interno della nostra gestione appunto aziendale dei garage. Allora, nel momento in cui andremo ad ampliare il nostro garage tramite la sezione appunto aggiorna con 180.000 euro di anticipo, andremo a sbloccare determinati slot per i garage e sicuramente questi garage potranno essere occupati da determinati camion che verranno guidati dai nostri autisti. Potete vedere, fai clic sull'icona del camion o dell'autista per vedere le loro rispettive schede. Sicuramente nell'agenzia del lavoro possiamo trovare determinati autisti, come per esempio possiamo assumerlo in modalità standard. Eccoci qua, non ci sono slot disponibili per un nuovo assunto, però possiamo ovviamente aggiornare il nostro garage per ottenere determinati posti. Allora, possiamo vedere le particolari caratteristiche, l'aspetto psicologico dei nostri cari ragazzoni e soprattutto che cosa sono in grado di trasportare e come ovviamente lo sanno trasportare. Ecco appunto qua ogni scheda di ogni ragazzone che possiamo assumere appunto secondo le nostre aspettative. Bene, vediamo adesso di lanciarci direttamente all'interno della sezione delle offerte di lavoro. Vediamo di far accrescere il nostro fantastico gruzzolo di 20.000 euro. Allora, vediamo quello che possiamo trovare all'interno della sezione dei lavori autonomi per ovviamente sfruttare al massimo il nostro fantastico Valiant. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Ci ritroviamo più o meno al confine con la Repubblica Ceca, come potete ben vedere, nella cittadina di Leipzig. Allora, vediamo quello che ritroviamo all'interno della bacheca. Vediamo se troviamo soprattutto un lavoro che si ritrovi appunto vicino a questa nostra città. Allora, Manken, Mannheim, eccolo qui, Leipzig. Come potete vedere abbiamo disponibili diversi escavatori che devono essere portati necessariamente a Stuttgart attraverso ovviamente un tragitto collinare nel cuore della Germania. Allora, vi ricordo che è un trasporto urgente, quindi sicuramente dovremo fare i conti con il tempo ed è ovviamente un trasporto eccezionale. Ci pagano ben 20.000 euro, quindi potrebbe essere un'ottima avventura per sfruttare al massimo il nostro fantastico motorone. Io direi di accettare direttamente il lavoro. Allora, vediamo se possiamo effettuare il tutto. Ovviamente ci ritroviamo in modalità notturna, ovvero sono le 3 di notte di domenica, mi sembra 25 maggio. Adesso vedremo un po' di capire più o meno se corrisponde il tutto nella maniera migliore. Allora, eccoci qua, siamo addirittura molto stanchi e dovremmo trovare un parcheggio per riposare. Meglio. Allora, vediamo un po', accendiamo il nostro fantastico motore Valiant, eccolo qua, mamma mia, quanto tempo dall'ultima volta al volante. Allora, vediamo un po', ci ritroviamo necessariamente all'interno di questa stazione di servizio, non abbiamo nessuna merce da trasportare, il nostro camion è integro, ho effettuato una manutenzione di 70.000 euro, come avete ben potuto vedere, quindi siamo pronti per affrontare questo viaggio. Vediamo di capire dove possiamo ritrovare appunto il nostro piccolo carico. Ok, è a circa 3 km dalla nostra posizione, quindi io direi ragazzi intanto di farci un bel sonnellino in modo tale da partire ben riposati. Vediamo se possiamo trovare il nostro luogo appunto per dormire. Vediamo un po', eccoci qua, perfetto, parcheggiamo il nostro camion, premi il tasto seguente per spegnere il motore. Benissimo, facciamoci un bel sonnellino appunto di 8 ore per riprendere un pochino le forze e partiamo, come dire, a circa mezzogiorno, anzi l'1 del mattino. Ok, possiamo partire. Ok, vediamo di andare indietro, calma, ok, attenzione, perfetto, addirittura ci ritroviamo nell'officina generale.
andiamo a tutta manetta. Avevo provato, come dire, a effettuare il nostro viaggetto, come vi avevo detto, appunto senza il nostro navigatore satellitare alla nostra destra, ovvero il nostro GPS, però è stato davvero un fallimento. Mi ritrovavo appunto con un Atlante nella mano sinistra e con appunto i comandi nella mano destra, e mi sono ritrovato appunto a investire contro un muro e ho dovuto riparare appunto il nostro camioncione. Quindi mi sa che l'esperienza con il GPS come dire, senza GPS è necessariamente bocciata. Allora, vediamo di girare alla nostra sinistra. Probabilmente affronteremo il nostro viaggio appunto nel giorno. Attenzione, vediamo se possiamo passare prima di questo ragazzone. Ok, probabilmente affronteremo il nostro viaggio in mattinata. Benissimo. Ovviamente il carico si ritrova alla Triatic, che è circa a 2 km dalla nostra posizione. Benissimo, allora vediamo di continuare. Ah, maledizione, mi sa che non abbiamo abbastanza gasolio. Vediamo un po' se abbiamo tutto il necessario. Possiamo procedere ancora per 817 km. Mamma mia, appena arriveremo a destinazione dovremo rabboccare necessariamente il nostro serbatoio. Ok, vediamo di continuare da questa parte. Calma, calma, che qui finiamo fuori strada. Ok, mamma mia, questa grande potenza del nostro camioncione, 700 cavalli, è proprio una cosa impressionante. Allora, probabilmente staremo la Treated si ritrova alla nostra destra, ok, dopo il semaforo. Certamente sarà una sorta di azienda di costruzioni, una cosa del genere, quindi vediamo di stare attenti perché la strada sicuramente non sarà asfaltata. Attenzione che stiamo arrivando dall'altra parte. Ok, procediamo. Vediamo un po', stiamo lasciando necessariamente la nostra piccola cittadina di Leipzig, non so necessariamente come si legge. Ok, attenzione all'eccesso di velocità, che siamo a circa 70 km/h, sempre in tema Formula 1, mamma mia. Ok, è una specie di falegnameria forse, vediamo un po' se possiamo entrare. Ok, fatemi entrare ragazzi. Andiamo. Allora, vediamo quello che possiamo raccogliere qui dentro. Calma. Ok, eccoci appunto davanti alla nostra offerta di lavoro. Vediamo che cosa ritroviamo. Ah, addirittura ci sono diverse, come possiamo dire, diverse offerte di lavoro. Addirittura vi sono tronchi e addirittura qualche trattorino da portare verso il nord della Germania. Addirittura una bella scavatrice. Ah, eccola qui, la nostra scavatrice che possiamo portare direttamente a Stuttgart. Perfetto, per 504 km. Allora, addirittura è una consegna importante. È diminuito di un trattino ovviamente l'indicatore di importanza. Sicuramente avranno trovato qualcosa di meglio. Allora, vediamo di accettare il nostro lavoro. 17.000 euro per appunto il nostro grande viaggio, 34,24 euro per chilometro. Allora, vediamo di affrontare appunto questo nuovo viaggetto. Si ritrova alla nostra destra, come dire, il nostro rimorchio. Benissimo, accendiamo il nostro motore. Addirittura siamo in nona marcia. Vediamo di partire nuovamente con la prima. Andiamo a tutta manetta. Ok, vediamo dove si ritrova qui in mezzo ai legnetti. Vediamo quello che possiamo ritrovare. Maledizione, non vedo una C. Attenzione a non scoppiare i nostri pneumatici, che qua possiamo trovare qualche chiodo, qualcosa del genere, quindi attenzione. Allora, vediamo un po'. Addirittura dall'altra parte, vedete un po' la nostra fantastica scavatrice. Qui adesso ci rompiamo l'osso del collo, però, attenzione, vediamo di guardare gli specchietti in maniera corretta. Calma, calma, attenzione. Meno male che quando non abbiamo il rimorchio le retromarce sono sempre migliori. Ok, adesso è molto più semplice. Avanti ragazzi miei, che ce la facciamo. Ok, allora dobbiamo girare necessariamente a sinistra, appunto vicino a questi legnetti. Vediamo di girare. Ok, adesso abbiamo spazio completamente libero. Mamma mia, ho imparato davvero molto nelle retromarce. Ok, adesso vedremo anche a destinazione quello che riusciremo a fare nel parcheggio finale. Per adesso sta andando tutto molto bene. Ok, 238 litri disponibili, quindi davvero una grande quantità. Beve davvero come un lupo il nostro camioncione. Ok, allora ecco il nostro scavatore. Vediamo di effettuare una bella manovra appunto di raccolta. Calma. Ok, perfetto. Andiamo. Vediamo se possiamo direttamente agganciarci. Bene, allora mettiamo la nostra retromarcia. Deve essere appunto qui intorno. Diamo un'occhiata allo specchietto retrovisore. Ok, siamo molto vicini. Avanti che ce la facciamo. Avanti, avanti che ci incolliamo. Calma. Ok, mettiamoci bene. Siamo abbastanza vicini. Vediamo di ritornare appunto dritti. Ok, vediamo di metterci appunto da questa parte. Benissimo, addirittura là dall'altra parte potete vedere appunto in alto a sinistra ritroviamo appunto l'altro carico che è pronto per essere raccolto, però la nostra escavatrice è appunto dietro di noi. Vediamo di agganciarci, ci siamo. Ok, semirimorchio agganciato, abbiamo 8 ore da adesso ragazzi. Come dire, fate scattare appunto il tempo, come dire il nostro cronometro. Ci siamo agganciati, tutto a posto, perfetto. Ok, allora vediamo di lanciarci nel nostro viaggione. Dovremmo arrivare alle 21
1, quindi alle 9:30 di sera, molto bene, quindi cerchiamo di essere puntuali, vediamo di uscire di qui, attenzione al nostro grande rimorchio, mamma mia, è davvero un piacere ogni tanto rimettersi su Euro Truck Simulator a effettuare questi fantastici viaggi, come dire, rilassanti in mezzo alle colline tedesche, ma soprattutto all'interno di tutta Europa. Attenzione che già stiamo danneggiando il nostro camion, maledizione, vediamo di uscire, dai che ce la facciamo, calma, mi sa che ragazzi che ci stiamo distruggendo il carico prima di arrivare. Ok, è stato solo un piccolo riscaldamento ai nostri pneumatici. Ok, 50 km/h massimi, come potete ben vedere. Ok, vediamo di lanciarci. Allora, dobbiamo imboccare necessariamente l'autostrada che attraversa il cuore della Germania, appunto la imboccheremo alla nostra destra, quindi non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la strada per adesso. Ok, vediamo se è successo qualcosa direttamente al nostro rimorchio. 0% di danni, perfetto, credevo che ci fosse stato un piccolo problema, invece siamo a posto, perfetto, attenzione. Allora, vediamo se possiamo arrivare. Allora, l'autostrada è appunto alla nostra destra, Autobahn, eccola qui. Ok, veramente ragazzi ho provato a effettuare, come dire, il nostro viaggio senza il GPS, però davvero non sono riuscito a concludere il viaggio nella maniera migliore, perché mi sono perso proprio nelle lande desolate della Svizzera, addirittura della Francia. Magari fosse stato in Italia, come dire, mi sarei come dire, orientato molto ma molto meglio, ma essendo appunto in un paese straniero, ero con l'Atlante nella mano sinistra, anzi il mappamondo nella mano sinistra, e non riuscivo proprio a capire come arrivare a destinazione. Mentre guardavo appunto l'Atlante ho preso addirittura un muro in faccia e ho distrutto il camioncione, quindi vediamo un po' di continuare sempre con il nostro GPS con calma. Allora, vediamo un po', sicuramente, anzi io ho intenzione di effettuare, come dire, il nostro rifornimento di carburante al più presto possibile, perché sicuramente non voglio arrivare con l'acqua alla gola a spingere il nostro camion con le mani, quindi vediamo di stare attenti. Ok, si sta comportando il nostro camion nella maniera migliore, abbiamo una temperatura del motore che, come dire, abbastanza buona, si sta riscaldando, quindi stiamo andando molto bene, perfetto. Allora dobbiamo stare attenti, dobbiamo procedere verso la nostra autostrada dalla parte sinistra. Benissimo, adesso ci aspetta una ardua salita, vediamo di stare attenti. Meno male che abbiamo una trazione che è fenomenale. Adesso gli montiamo l'alettone all'interno del nostro camion per essere più competitivi in curva. A proposito di curve, all'interno del Gran Premio di Formula 1 2012 per adesso sto sviluppando l'assetto, ragazzi. Ci ritroviamo in India questa volta, come appunto vi ho affermato all'interno del gameplay precedente. Ho visto che qualcuno mi ha domandato di Formula 1 2012, sto effettuando ovviamente le prove libere per capire più o meno l'assetto da utilizzare all'interno di queste ultime gare, perché come avete ben potuto vedere è fondamentale adesso negli ultimi Gran Premi vincere e anzi accumulare il maggior numero di punti per riuscire quindi a superare il nostro avversario. Quindi sto effettuando le prove libere, credo all'interno della prossima settimana, quindi all'interno di questa settimana, di effettuare il Gran Premio dell'India, che sarà ovviamente una cosa spettacolare. Allora vediamo di continuare, vediamo dove ci ritroviamo nella nostra mappa. Il nostro GPS ci indica che stiamo appunto lasciando la nostra Leibniz, non so come si legge, però sicuramente avrò sbagliato, come dire. Ci ritroviamo a circa 90 km/h, diamo una bella stiracchiata alle gambe al nostro motorone, mettiamo l'11ª marcia, perfetto, possiamo procedere nella maniera migliore. Ok, dobbiamo procedere sempre dritto in queste fantastiche strade, come dire, tedesche. Vediamo qua cosa ritroviamo: 110 la velocità massima. Purtroppo il nostro camioncione è limitato a 90 km/h, però cercheremo di dare il massimo ovviamente anche a queste velocità. Ok, vediamo un po' che cosa ritroviamo da queste parti. Affrontiamo questo bel curvone, ok, a tutta manetta, benissimo. Voglio vedere intanto da fuori come è stato realizzato il nostro camion, magari con questo rimorchio di dietro forse hanno aggiunto qualcosa di particolare. Adesso vedremo di dare un'occhiata senza finire al muro, perché qua adesso la strada si fa molto complicata, passando attraverso le montagne, ci sono parecchie curve, quindi vediamo di stare un po' attenti. Intanto vediamo di passare. Ok, eccolo qua, tutto il suo splendore, date un'occhiata appunto alla sua bellezza, mamma mia, attenzione, eccolo. Guardate un po', addirittura la nostra velocità massima dovrebbe essere quella dei 70 km/h, però ovviamente noi ce ne infischiamo e andiamo a tutta manetta, perché dobbiamo raggiungere nel minor tempo possibile ovviamente il nostro obiettivo. Allora vediamo che cosa è successo per quanto riguarda i messaggi. Sicuramente ancora non ci ha chiamato nessuno. Vediamo di continuare. Attenzione, un bel SUV, una limousine che, attenzione, eccola, addirittura una bella BMW X5 che ci passa alla nostra sinistra. Benissimo, addirittura quella va come un treno, sarà a circa 180 km/h. Mamma mia, proprio ci è sfrecciata la nostra sinistra in una maniera unica. Ho visto che c'erano delle particolari patch ovviamente per
rendere il nostro motore ancora più potente, per far arrivare ovviamente la sua potenza, anzi per far arrivare ovviamente la sua velocità massima a 140-150 km/h, però ovviamente come dire, voglio che rimanga ovviamente nella norma. 90 km/h sono abbastanza buoni, perché se ovviamente aumentiamo le nostre capacità di corsa non arriveremo sicuramente a destinazione, quindi continuiamo a 90 km/h, che è sempre molto rilassante e molto tranquillo. Allora, a 500 metri ritroviamo una piccola pompa di benzina, quindi magari ci possiamo fermare per rabboccare, magari carichiamo circa 300 litri di carburante, perché ovviamente le spese adesso con il nostro garage, sicuramente con la nostra azienda autonoma, ovviamente puntano tutte sulle nostre spalle, quindi necessariamente dobbiamo stare attenti con i costi, ovviamente con le spese. Allora, ecco appunto la nostra stazione di servizio. Qui danno la benzina, anzi il gasolio, a 1,42, perfetto, quindi un prezzo abbastanza accettabile. Vediamo di fermarci immediatamente da questa parte. Allora, spegniamo il motore per evitare di mandare in fiamme tutto e poi far pagare davvero alla nostra azienda tutta la somma. Allora, vediamo un po', teniamo premuto invio per raccogliere abbastanza litri, vediamo di mettere circa 300 litri di carburante. Allora, vediamo un po', mamma mia, guardate quanto costano. Ok, 315 litri a 461 euro. Allora, possiamo riaccendere il nostro motore, vediamo adesso quanti chilometri possiamo fare. Ben 1000 chilometri, molto ma molto bene, adesso mi sento più tranquillo. Allora, vediamo di ripartire. Attenzione che siamo con l'11ª marcia, così non ci smuoviamo neanche morti. Ok, vediamo di continuare. Attenzione, che cosa è successo, maledizione? Oh, ma forse che cosa abbiamo combinato? Forse ho investito un passante, ho impestato qualche piede. No, probabilmente no. Vabbè, abbiamo perso qualcosa, forse non ho idea di cosa è successo, ma avremo perso sicuramente poco. Allora, vediamo di continuare da questa parte. Come avete ben potuto vedere, ragazzi, anzi come ben sapete, Euro Truck Simulator 2 è un gioco, come dire, molto particolare per la lunghezza dei suoi viaggi, che sono molto utili per annunciare, come dire, novità e soprattutto parlare di argomenti generali. Appunto, vi volevo dire, come appunto vi ho scritto all'interno di uno dei feed, che ovviamente ho terminato la serie di Hitman Absolution, come avete ben potuto vedere. Qualcuno di voi mi ha chiesto con cosa la sostituirai. Ovviamente abbiamo ancora Metro Last Light da portare avanti. Ho effettuato in questi ultimi giorni qualche prova per la luminosità, che come avete ben potuto vedere crea qualche problema, la bassa luminosità all'interno dei tunnel della metro, però sono riuscito a trovare una soluzione. Se riesco a tenere la torcia al massimo della sua integrità con appunto con la nostra piccola dinamo, riusciremo necessariamente a vedere qualcosa. Quindi la soluzione è stata ritrovata, quindi all'interno di questi giorni arriveranno dei nuovi gameplay su Metro Last Light, sicuramente adesso nella sezione più pericolosa che siamo riusciti a scampare. Ovviamente adesso ci avvicineremo verso la parte un po' più schifosa, ovvero quella dei ragnoni, a quanto ho letto dalla descrizione della nostra nuova missione. Ci stiamo avvicinando al teatro, quindi davvero una cosa emozionante. Allora, vediamo di continuare a non sbagliare strada qui. Ok, dobbiamo necessariamente procedere dritto, perfetto. Avevo intenzione, ragazzi, adesso come dire, in questo periodo estivo, come ben sapete tutti, le case produttrici di videogame, come dire, rilasciano i giochi necessariamente all'inizio dell'autunno. Come dire, in estate non è che ci sono una grande quantità di titoli videoludici, quindi sicuramente avevo pensato a qualcosa di diverso, ovvero di effettuare una nuova serie su un gioco che io già posseggo, e ancora ovviamente certamente già uscito parecchi anni fa. L'altro giorno, mentre mi ritrovavo su SimCity, ovviamente a giocare nella fantastica città dell'elettronica, ho pensato, ma perché non iniziare un'avventura non come sindaco e gestore della città, bensì come cittadino di una città, e vivere un'intera vita ovviamente in una di quelle residenze, trovare un lavoro, come dire, avanzare, farsi una famiglia, qualcosa del genere. E quindi, siccome io posseggo sono ovviamente un appassionato della serie di The Sims, sia SimCity ma anche ovviamente la serie di The Sims, siccome posseggo sia The Sims 3 che eventuali espansioni, avevo pensato di effettuare una bella serie su The Sims 3, magari completo di espansioni. Io posseggo l'espansione ovviamente della vita universitaria, ma soprattutto anche quella delle stagioni, anche quella dei viaggi, quindi sono davvero completo per quanto riguarda questo punto di vista. Quindi avevo pensato questa piccola idea, visto che in questo periodo estivo non è che ci sono tanti game che mi interessano, quindi non è che ho intenzione di
di acquistare particolari game per effettuare grandi avventure. Magari le prossime avventure, come dire, molto rilevanti arriveranno a settembre, quando ovviamente uscirà Rome 2 Total War. È un titolo che davvero lo sto aspettando molto, visto particolari particolari battaglie, come c'era la battaglia di Tetroburgo, qualcosa del genere. Fatemi sapere ragazzi voi che cosa ne pensate per quanto riguarda questo nuovo titolo Rome 2 Total War, ovviamente le vostre impressioni qui in descrizione, magari potete farmi sapere la vostra opinione. È un gioco che sicuramente acquisterò perché davvero mi piace tanto, la saga dei Total War è appunto la mia preferita. Già ho preparato appunto un bel posticino nello scaffale per Rome 2 Total War, quindi è un gioco che sicuramente acquisterò. Però ovviamente prima della sua uscita volevo magari ingannare il tempo giocando a un game di tutto rispetto, ovviamente The Sims 3 è uno dei... Oh, attenzione! Oh, ma guardate questo! Maledizione! Ma guardate un po' che stavo per investire per colpa di questo dannato. Mentre io parlavo qui di Rome 2, questo dannato mi stava per affettare con la sua dannata macchina, che è una limousine. Meno male che sono riuscito a suonare nella maniera migliore. Guardate quel dannato lì. Adesso lo schiaccio, maledizione. Vediamo se riusciamo a raggiungere nuovamente i 90 km/h. Vediamo se gli passiamo accanto. Ce l'abbiamo qua un fucile, qualche cosa, una doppietta, una mazza da baseball. Gliela spacchiamo in testa a questo maledetto. Ce l'abbiamo qui intorno, abbiamo la radio, una bottiglia di whisky di ieri sera. Mi sa che poi non c'è niente. No, mi sa che ancora abbiamo i postumi della Sbornia, maledizione. Oh, calma. Vediamo di passare da questa parte. Perfetto. Maledetto, guardate un po' alla nostra destra. Peccato che non ho una revolver, me la sono dimenticata su Battlefield 3. Ecco, passa, vai dall'altra parte. Allora, vediamo di procedere. Leeds, Newsburg, dobbiamo procedere dritto. Bene, quindi ragazzi fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda la nuova serie che ho intenzione di iniziare, sia su Rome 2 Total War. Certamente inizierò una bella campagna in single player con una delle famiglie, ma soprattutto ci dedicheremo anche al multiplayer. Ma mi aspetto davvero tantissimi commenti per quanto riguarda la faccenda ovviamente di The Sims. Potrebbe essere davvero un'ottima idea vivere una vita all'interno di una delle piccole città di SimCity che sono andata a creare con un sim, come dire, con una particolare persona, o magari mi sono inventato una piccola storia tra... Come dire, ho creato una piccola avventura tra 2 o 3 sim da farli ovviamente scontrare, come dire, farli agire in determinati luoghi, perché ovviamente l'espansione vita universitaria e University Life è molto particolare, ovviamente dà al giocatore tantissime possibilità di divertimento. Vi farò vedere poi più avanti, adesso su Euro Truck Simulator è inutile concentrarci su questi dettagli. Voi fatemi sapere tramite un commento, magari un voto, che cosa ne pensate di questa nuova serie, visto che in questo periodo ovviamente non ci sono particolari, non ho intenzione di acquistare particolari game. In seguito vi faccio sapere ovviamente le mie impressioni per quanto riguarda ovviamente le 3 che c'è stato quest'anno, circa qualche settimana fa. Sono riuscito a dare un'occhiata a quasi tutti i game che hanno presentato alla conferenza. I giochi che mi hanno colpito particolarmente sono stati ovviamente Watch Dogs. Sono riuscito a vederlo nella maniera migliore, è un gioco che davvero mi attira e sicuramente acquisterò nel momento in cui uscirà. Davvero un gioco molto particolare. Mi piace ovviamente il fatto di poter bloccare i particolari sistemi elettronici di ogni città e far influire ciò nella nostra storia, nella nostra avventura. Quindi potrebbe essere anche un'ottima idea. Quindi come al solito fatemi sapere la vostra opinione, soprattutto per quanto riguarda questo game. La cosa fantastica che mi è piaciuta di quel gioco, attenzione, intanto passaggio all'esterno, questa bella Renault Clio davanti a noi. Intanto stavamo per romperci l'osso del collo con il guardrail, però ce l'abbiamo fatta benissimo. Davvero la cosa che mi è piaciuta di più su Watch Dogs è stata appunto la, come dire, quando ovviamente si doveva entrare all'interno di quel party si facevano suonare i telefoni a tutti ormai mezzi rincitrulliti, andati fuori, come dire, di testa per rispondere al telefono, capire quello che stava succedendo, si riusciva direttamente a entrare. È un gioco molto particolare, come dire, stealth, il genere che piace a me, tipo Hitman Absolution, come dire, c'è anche quel genere, come dire, quella sorta di pizzico di action che ci dà la possibilità anche di vivere una vera e propria storia d'azione proprio nel mezzo della nostra cittadina. Ho visto ci sono stati anche sparatorie, anche inseguimenti automobilistici, cose davvero molto particolari. Quindi sarà un gioco che sicuramente come dire, effettuerò e sicuramente comprerò. Per quanto riguarda ovviamente altri titoli, comprerò molto probabilmente Battlefield 4,
come dire, mi ha colpito parecchio, soprattutto anche la novità che è stata implementata all'interno di questo 9.3, ovvero l'aggiunta dei tablet, dei particolari strumenti portatili che sono stati aggiunti ovviamente all'esperienza di gioco. Sarà una chicca fondamentale di quest'anno, come dire, di tutti i titoli che andranno a uscire. Ho visto anche su Assassin's Creed 4 sono stati aggiunti questi particolari sistemi come dire esterni, questi sistemi portatili, e quindi credo che anche Battlefield 3 e Battlefield 4 acquisterò, visto che ci sono stati particolari rinnovamenti per quanto riguarda il sistema di distruzione, anche per quanto riguarda il sistema delle armi. Ho visto anche qualche particolare aggiunta, quindi sarà un gioco che sicuramente acquisterò e effettuerò gameplay. Quindi ragazzi, questi sono i miei principali acquisti per quanto riguarda il prossimo autunno, ovvero i miei prossimi, come dire, i prossimi giochi che intenderò acquistare. Quindi fatemi sapere la vostra opinione per quanto riguarda questi titoli, ma sicuramente per quanto riguarda, ragazzi, The Sims 3, ovviamente la saga che ho intenzione di iniziare per quanto riguarda questi prossimi giorni. Magari poi più avanti, nel momento in cui si sapranno nuove notizie ovviamente sui prossimi titoli che ovviamente sono in procinto di uscire, vi farò sapere qualcosa di nuovo e magari voi mi farete sapere la vostra opinione. Ci ritroviamo a 168 km dal nostro obiettivo. Guardate un po' come passa il tempo, sono le 20 appunto della nostra fantastica domenica. Vediamo se possiamo tentare adesso un passaggio all'esterno. Attenzione che c'è una bella Dacia davanti a noi, vediamo di passarla, questa bella Dacia rossa. Attenzione, si tenta il sorpasso, mettiamo la decima, guadagniamo un bel po' di accelerazione ed ecco, vediamo un po', ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, anche con 20.000 tonnellate di dietro riusciamo ad essere sempre competitivi. Allora, Zurigo dobbiamo andare dritto, quindi stiamo procedendo verso il sud della Germania. Qui abbiamo un nostro amico, un compagno di viaggio, vediamo di fargli un bel salutone. Amico mio, come va? Ecco qui LKW, cosa stai trasportando qua dentro? Letame, amico mio, eccolo qua davanti a noi, tutto a posto? Mamma mia, incontro tra autisti, peccato che non si vuole fare una bella gara. Ti vuoi giocare il libretto, amico mio? Perché addirittura, ragazzi, in questi camioncini ho visto anche ci sono parecchie trasmissioni come dire, che identificano la vita giornaliera dei camion, parlano attraverso, come dire, le radio che si ritrovano appunto vicino allo stereo. Magari c'è la possibilità di comunicare con qualche altro autista qui davanti a noi e offrirgli una particolare sfida, ma purtroppo non si può fare. Quindi ragazzi, come vi ho detto, fatemi sapere la vostra opinione per quanto riguarda questa nuova serie che ho intenzione di effettuare. Potrebbe essere davvero un'ottima idea all'interno di questo periodo estivo, e magari fatemi sapere anche la vostra opinione sui due titoli che ho appunto annunciato. Magari cosa avete pensato voi quando avete visto la presentazione ovviamente alle 3 di questi particolari game. Ho visto anche un gioco molto particolare, ovvero il nuovo Plants vs Zombie, un gioco davvero molto interessante che dà la possibilità di unirsi con particolari amici per sconfiggere ovviamente le intemperie della natura, ovviamente gli zombie che continuano ad attaccare le riserve ovviamente naturali del giocatore. Davvero un gioco molto particolare, ci sono di determinati ruoli, ho visto tante tipologie di piante che cercavano di combattere. Un gioco anche davvero molto interessante che potrebbe essere anche un'ottima idea magari in un futuro. Ho visto anche Assassin's Creed 4, ragazzi. Io adoro ovviamente lo scenario piratesco, infatti, come dire, sono un appassionato di questa epoca sin dai primi game, dalle prime avventure grafiche, come per esempio Monkey Island e tutta la serie di Monkey Island. Però attenzione che qua c'è una dannata scimmia, una dannata monkey che ci sta passando all'esterno. Questo non è possibile, maledizione. Mettiamo la decima, vediamo di recuperare un po', facciamo salire il motore di giri, attenzione, 2000 giri, vediamo un po', ma maledizione, guardate, molto più veloci di noi. Vediamo se possiamo prendere la scia, vediamo un po' se possiamo farcela, avanti che ce la facciamo, amico mio. Niente, molto più veloce di noi. Vediamo, magari abbiamo una bella freccia, un bell'arco di Far Cry 3, possiamo beccarla al nostro amico, gli spariamo una bella freccia nella gomma. Mi sa che non ce la facciamo, però è molto più veloce di noi. Qui intanto abbiamo un altro bel camioncione di qualche altro camionista, vediamo cosa trasporta, che trasporta qua dentro, mamma mia, che metallo, ma guardate, molto bello questo camioncione qua alla nostra destra. Vediamo se adesso possiamo beccarlo, eccolo, prendi la scia, attiviamo il DRS, forza che ce la facciamo. Niente, molto più veloce di noi. Mettiamo nuovamente l'11ª, mi sa che dobbiamo rinunciare, avrà un motore molto più potente del nostro, molto più agile. Comunque c'è da dire che stiamo trasportando qui tonnellate e tonnellate di di merci. Diamo un'occhiata appunto anche dall'esterno, guardate un po' la grande quantità, anzi la massa che stiamo trasportando appunto sulle nostre spalle. Comunque possiamo lasciare appunto il nostro amico davanti a noi, mi sa che non ci sarà appunto nessun
modo di riprenderlo. Ok, vediamo di continuare, ci ritroviamo a 70 km appunto dalla nostra destinazione, appunto vediamo un po' dove ci ritroviamo precisamente nella nostra mappa. Ok, sicuramente abbiamo ancora il tempo rimanente di 5 ore e 48 minuti, quindi ancora c'è abbastanza tempo per raggiungere ovviamente il nostro obiettivo. Credo ragazzi che in questi giorni effettuerò dei gameplay per quanto riguarda Dota 2 in live, ovvero dei gameplay riguardanti delle partite giocate al momento senza ovviamente alcun replay. Potrebbero essere davvero molto interessanti da giocare e soprattutto da vedere. Qualcuno di voi anche me l'ha consigliato, quindi vedremo un po' quello che possiamo fare. Come vi dicevo, io adoro lo scenario piratesco, vi avevo affermato appunto Assassin's Creed 4 appunto negli ultimi chilometri che abbiamo adesso affrontato, prima di quel dannato Steve McQueen che ci è passato a un millimetro. Davvero mi è piaciuto davvero molto Assassin's Creed 4, ho notato soprattutto la grande possibilità di esplorazione del paesaggio mischiata a una grande quantità di elementi secondari, come per esempio le missioni secondarie e così via, che ovviamente aumenteranno anche l'esperienza di gioco. Sicuramente è un gioco che voglio acquistare, ho giocato io per quanto riguarda gli Assassin's Creed solo al primo Assassin's Creed, però davvero questo richiamo all'epoca piratesca è molto ma molto particolare, davvero ho intenzione di acquistarlo, ho davvero visto molte particolarità che mi piacciono, soprattutto anche le battaglie navali riprese da Assassin's Creed 3 sono molto intriganti. Ho visto anche gli arrembaggi, davvero particolari attività che possono essere davvero molto intriganti. Sicuramente anche tutte le missioni secondarie, ovviamente sempre inerenti al mondo dei pirati, possono essere davvero fantastiche. Quindi fatemi sapere anche la vostra opinione per quanto riguarda questo ultimo titolo, ovviamente cosa avete pensato nel momento in cui avete visto questo questo quarto capitolo di Assassin's Creed. Attenzione, calma, che qui c'è una piccola fila davanti a noi, una bella... calma! Abbiamo dovuto addirittura utilizzare il nostro freno a mano. Vediamo cosa c'è qua ragazzi, non c'è nessuno, non c'è anima viva, perché non vi muovete? Qui abbiamo una bella Audi davanti a noi, vediamo se riusciamo a muoverci. Datevi una mossa ragazzi, avanti, perfetto. Quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate, cosa ne avete pensato per quanto riguarda questo nuovo titolo, ovviamente Assassin's Creed 4. Come vi ho detto appunto ho intenzione di prenderlo anche questo, perché mi intriga davvero molto lo scenario dove siamo appunto, dove ci ritroviamo, e soprattutto sempre quel genere stealth ambientato in questa nuova epoca settecentesca è davvero molto particolare e davvero mi piace molto, ma davvero molto. Ho visto anche qualcuno di voi che mi ha consigliato il nuovo Grand Theft Auto, ovviamente il nuovo GTA che sta per uscire, GTA 5. Vi voglio far sapere che io sono un grande appassionato della serie appunto di GTA, come dire, posseggo tutti i capitoli del nostro come dire, della serie Grand Theft Auto, quindi sono davvero un appassionato. Magari nel momento in cui uscirà GTA 5 sicuramente lo comprerò e effettuerò dei gameplay, quello proprio in maniera molto rapida, quindi nel momento in cui verrà rilasciato lo acquisterò e effettuerò proprio l'intera campagna, perché davvero è un gioco che molto ben realizzate, sicuramente quella grande possibilità, quella libertà che viene offerta al giocatore per vivere ovviamente la propria avventura in una città sconosciuta è davvero immensa. Quindi è un altro game che ho intenzione di fare, quindi potete vedere i grandi progetti che ci sono appunto per il prossimo autunno. Però non vogliamo fare rally, non usciamo fuori strada, maledizione. Ok, rientriamo in carreggiata, perfetto. Allora, come potete vedere ho abbastanza come dire, idee appunto per il prossimo autunno con i nuovi game che andranno a uscire. Magari ragazzi mi aspetto diversi commenti per quanto riguarda questi nuovi game che ho appunto citato, le vostre impressioni, appunto perché questi video di Euro Truck Simulator danno la possibilità di parlare appunto su tutti questi argomenti, come dire, su tutte queste novità, visto che affrontiamo viaggi davvero molto ma molto lunghi e davvero molto rilassanti. Ovviamente c'è sempre qualche maledetto che cerca di sorpassarci ogni tanto, però ovviamente gli diamo del filo da torcere. Ok, quindi ragazzi fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda appunto le nuove serie che ho intenzione di iniziare, come vi ho appunto citato la nuova saga di The Sims, quindi magari con un bel commento mi potete far sapere la vostra opinione. Siamo arrivati a destinazione con circa ancora è giorno, quindi dovevamo arrivare alle 9 di sera, siamo arrivati in netto anticipo, quindi davvero un'ottima marcia, non c'è stato alcun incidente, nessun problema. È stato anche un viaggio molto tranquillo, perché è stato un viaggio attraverso, come dire, in autostrada, un viaggio molto tranquillo, quindi non ci sono stati particolari problemi.
magari in seguito vedremo di affrontare un viaggetto per quanto riguarda qualche strada di montagna, qualcosa complicata, dove ovviamente c'è dello sterrato, qualcosa di più difficile da affrontare magari nelle montagne del nord, come dire della Polonia, qualcosa del genere. Allora vediamo di effettuare questo parcheggio nella maniera migliore. Allora stiamo attenti, gira a destra per andare a sinistra, questo è il nostro motto, andiamo con calma. Perfetto, perfetto. Attenzione, non sono sicuro di... Attenzione, vediamo di metterci adesso nella maniera migliore, vediamo di andare avanti. Calma, abbiamo effettuato però un bel po' di rodaggio al nostro caro camioncione. Ho visto ragazzi che questa serie di Euro Truck Simulator 2 vi è piaciuta, anche ovviamente i gameplay precedenti, siamo stati anche fortunati a non beccare pioggia. Comunque se vi intriga questa serie magari potrò effettuare diversi gameplay, magari su diversi viaggi, magari farvi vedere anche come assumere gli autisti, qualcosa del genere, per continuare anche questa avventura che potrebbe essere anche un'ottima idea nei prossimi giorni. Quindi mi raccomando ragazzi, voglio in questo gameplay molto particolare, molto diverso dagli altri, voglio particolari opinioni su ovviamente tutte le come dire su tutte le novità che vi ho appunto citato. Vediamo di continuare, voglio solo regolarmi con gli specchietti perché ciò deve essere fatto in maniera... Attenzione, mamma mia, davvero, abbiamo spento addirittura il nostro motore. Aia, vediamo di ripartire, dobbiamo farlo nella maniera migliore, non voglio danneggiare il camioncione proprio adesso che siamo arrivati a destinazione. Ok, vediamo di entrare dritti, ricordiamoci la nostra regola, gira a destra per andare a sinistra, attenzione al marciapiede, le gomme, poveri ammortizzatori. Ok, vediamo di andare dritto, perfetto, vediamo di andare da questa parte. Bene, bene, vai piano, che ce la facciamo. Calma, perfetto, appunto da quella parte. Dai che ci riusciamo. Dai. Bene, possiamo saltare le manovre di parcheggio, ma quando mai? Noi continueremo fino alla fine. Forza. Eccoci. Avanti che ce la facciamo. Oh, mamma mia. Vabbè, io dico che è accettabile ragazzi, date un'occhiata, ce la siamo cavata abbastanza bene. Mamma mia, l'abbiamo posizionato un po' in obliquo. Anzi, l'ultima prova la voglio fare, dai, l'ultima prova per raggiungere ovviamente il nostro parcheggio, perché posizionare un bestione di 20 tonnellate non è una cosa da tutti. Vediamo di andare da questa parte. Dai che ce la facciamo. Avanti, vediamo di girarci. Dai che è accettabile, dannazione, niente, proprio non sono per adesso adatto ai parcheggi con questo grande rimorchio che abbiamo nel retrotreno, però possiamo completare il nostro parcheggio, magari qualche altro garzone vedrà di sistemare il nostro camion. Siamo riusciti a guadagnare una grande quantità, come dire, di soldi, ben 17.861 euro, accompagnati da 853 punti di esperienza, un ottimo trasporto, abbiamo fatto 524 km, abbiamo consumato, guardate un po', 258 litri di carburante, quindi davvero un ottimo viaggio. Addirittura abbiamo consumato i pneumatici dell'1%, come avete ben potuto vedere. Cercheremo di lanciarci adesso nella nostra avventura qui su Euro Truck Simulator, sempre ovviamente se vi fa piacere, come appunto vi ho detto all'interno di questo gameplay. Adesso vi è anche la possibilità di trasportare carburante, come potete vedere cisterne di carburante, ma addirittura anche particolari elementi che sono diversi dal solito, come per esempio fosforo bianco, magnesio, materiali molto più pericolosi ovviamente del solito, soprattutto molto più intriganti. Allora ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay. Come avete ben potuto vedere è stato un gameplay molto diverso dagli altri, avevo davvero parecchi annunci da fare sulle prossime serie, visto che adesso ci aspetta un periodo estivo. Quindi vi volevo informare appunto sulle mie idee, sui miei prossimi acquisti e soprattutto su quello che ho intenzione di fare, e quindi mi aspetto una vostra opinione per capire più o meno che cosa pensate voi. Quindi ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen.